Umberto Fracchia, scrittore e letterato della prima metà del Novecento, prematuramente scomparso all'età di 41 anni nel 1930, aveva un legame affettivo con Casarza Ligure, in particolare con la frazione di Bargone, dove trascorreva i soggiorni estivi nella casa della nonna. A questa porzione di territorio della Val Petronio Fracchia aveva dedicato l'opera Scene e gente di campagna, un affetto contraccambiato. C'era un profondo legame che Casazza poi ha pienamente, diciamo così, reso attivo perché gli ha dedicato la civica biblioteca e perché effettivamente ha tentato con diverse attività di riportare anche al comune di Casarza Ligure l'antica Magione, attualmente di proprietà demaniale, ma che diventerà tra poco acquisita gratuitamente al comune nell'ambito di un progetto di valorizzazione che il comune ha portato avanti proprio per poter recuperare con un profilo diciamo di sito culturale questa antica Magione del Seicento. Alla figura di Umberto Fracchia sarà dedicata una serie di iniziative, la prima venerdì con un convegno ospitato a Villa Sottanis. Il progetto è realizzato in collaborazione con alcuni istituti scolastici. Uno è il liceo Marconi del Pino, infatti loro partecipano al progetto di scrittura creativa riguardante proprio il premio che è stato istituito dall'amministrazione. L'altro è il liceo Luzzati che partecipa anch'esso con alcuni laboratori di scrittura creativa per i ragazzi sempre nell'ambito delle forme di alternanza scuola-lavoro, ma soprattutto ha creato la locandina che proprio individua il premio, che è un bel lavoro che hanno fatto questi ragazzi. Nell'occasione saranno assegnate le borse di studio a studenti meritevoli in uscita dalla scuola secondaria di primo grado, ma non solo. Con l'occasione ci sarà anche la presentazione di una parte della giuria del premio, nonché ci sarà anche la presentazione della ristampa dell'opera di Umberto Fracchia, Scene e genti di campagna, fatta dall'editore De Ferrari.